Ben ritrovati dalla redazione. Travolto da un'auto mentre torna a casa da scuola, sedicenne finisce all'ospedale. L'incidente è avvenuto ieri in via Hermet, a pochi passi dal comando dei carabinieri. A dare l'allarme è stato proprio il militare di guardia, corso fuori quando ha sentito il botto. Lo studente era appena stato investito da un'auto. L'impatto è stato piuttosto violento, tanto da sbalzarlo a terra dopo un volo di qualche metro. La donna al volante della vettura si è fermata subito a prestargli soccorso. Pochi minuti dopo è arrivata sul posto un'ambulanza del 118. Il ragazzino è stato trasferito all'ospedale di Catinara per le cure e gli accertamenti del caso. Non rischia la vita. Aveva grandi progetti per il Friuli Venezia Giulia. In provincia di Udine, a Tavagnacco, il suo obiettivo era riqualificare il centro commerciale Friuli, noto come ex Berlusconi. A Trieste, la città che aveva scelto per i suoi investimenti immobiliari l'ex fiera di Montebello. Progetti che non possono più essere portati avanti perché i giudici austriaci hanno deciso di pignorare per 2 milioni di euro i beni di Walter Mosser, l'imprenditore immobiliare austriaco e titolare della Mid Holding. La misura giudiziaria, come riportato dal giornale online austriaco Kleine Zeitung, è legata proprio a questo ultimo progetto. Lo stabilimento Flex di Trieste sarà venduto al fondo FireCap entro 2 giorni al massimo. Nonostante l'impegno a vagliare possibili alternative di reindustrializzazione, i rappresentanti della multinazionale dell'elettronica si sono presentati ieri al tavolo ministeriale di crisi, annunciando di essere ormai a un passo dal closing. I vertici di Flex hanno chiarito che le firme saranno apposte entro questo mese, segnando il passaggio di tutti gli asset dell'impianto al piccolo fondo italo-tedesco che le istituzioni italiane non ritengono minimamente in grado di garantire l'occupazione dei 350 dipendenti dell'impianto delle Noghere. I lavori sulla condotta idrica di Galleria Sandrinelli, la galleria che collega Piazza Goldoni e Piazza Sansovino a Trieste, riprenderanno lunedì prossimo, il 3 febbraio, comportando una nuova chiusura al traffico tra il 7 e il 28 febbraio. L'intervento a carico di Acegas APS AMGA è finanziato dal PNRR. Nell'ambito della riqualificazione della rete idrica regionale, consisterà in un'operazione di relining, ovvero nell'inserimento di una nuova tubazione all'interno della precedente. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Cielo in prevalenza nuvoloso, forse anche coperto sull'alta pianura e sulle prealpi con possibili foschie nelle ore notturne. Sulle prealpi Giulie, seppure con bassa probabilità, possibile qualche debole pioggia o qualche debole nevicata oltre i 1000 metri circa. Temperature minime in pianura fra 5 e 8, sulla costa fra 7 e 10 gradi, le massime ovunque fra 10 e 13 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con Informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.